Eccoci rientrati in studio, siete andati a bere un bicchiere d'acqua perché fa caldo, siamo a luglio, inizio luglio, che bello. Non bevete troppo però, se no poi dopo ci lasciano perché... Alessandro Panatteri alla mia sinistra, Paolo Vanacore alla mia destra, che spesso chiamano Paolo ad Alessandro e Alessandro Paolo perché voi vi assomigliate pure. Sì, c'è l'attore Pietro De Silva che veramente ogni tanto ci chiama o i Panacore o i Panatteri, oppure scherzando dice io non so qual è l'uno e qual è l'altro. Quello già è complicato, insomma, ricordarsi i nomi, poi addirittura... Poi ci sono quelli che dicono sempre che siamo fratelli, ma voi siete fratelli, andiamo a comprare, che ne so, qualcosa al supermercato e la cassiera gli fa, ma siete fratelli? Che poi io mi chiedo, sono 20 anni che ci chiedono sta cosa. Ma che gliene importa alla gente se siamo fratelli? Perché io quando vado in giro con mio fratello, nessuno mi fa la domanda e te lo dico io, fratelli. perché secondo me vedono la complicità, non hanno il coraggio cioè, o comunque si fanno i fatti un po', no? Ma ti racconto un aneddoto? Ce l'ho così Mi stavi raccontando dei bigliettini e li mettiamo da parte, No, i bigliettini dico solo questo, che ancora li conservo tutti. Amore, e che c'era scritto sopra? Tante cose, ma io questa cosa della canzone d'amore. Cioè, io esco di qua, pure l'altra volta, quando sei prima è venuto tu e poi è venuto lui, e poi ho voglia di innamorarmi, perché dico, ma tutta sta roba la voglio pure io, a me quasi mai successo. Erano bigliettini molto belli, questa casa è la tua casa, ben arrivato. Ce li ho tutti, ce li ho. Sì. Per la prima perché io ho volta. una scatola dove conservo tutte le lettere e tutti i bigliettini, perché all'epoca non ci si scriveva. All'epoca, 20 anni fa. Però non era come oggi che ti scrivi tutto su Ed era meglio, su WhatsApp, perché adesso si perde tutto. Io hanno fatto questi libri, adesso si stampano, sì, no? Che pure quello lo trovo molto... Però lui, quando c'erano insomma quei cellulari lì un po' piccolini, Alessandro quando cambiava cellulare, sai che faceva? Si trascriveva tutti i nostri messaggi. Sì, vero? Ce li ho tutti, infatti. Ce li ha tutti trascritti, tutti i nostri primi messaggi. Scusami, ma perché non facciamo... Ti diamo un'idea, ti abbiamo dato un'idea. No, vabbè, poi se qui deve sapere il fumo, qui esce. Sono frullano. fucina di... No, facciamo un corso di educazione sentimentale. Bellissimo. No? Bellissimo. Ti piace? Come no? Perché l'educazione sentimentale, a parte anche proprio educazione, punto, poi anche sentimentale. Perché tutto questo che tu dici, quando dico io non riesco a conquistare quella persona, secondo me uno non riesce a conquistare perché non ci mette nemmeno un po' di buona volontà. Poi è chiaro, se uno non si piace, quella è un'altra cosa, però secondo me non c'è proprio fantasia. Cioè, io ho parlato qui in questo studio con un altro programma con una mia ospite, insomma, una persona professoressa, e lei dice io come invidio quelli che fanno va pazzo per te, perché portano questi fuochi d'artificio, io ti amo, si inginocchiano i fiori, dice è esagerato, però io invidio quella gente perché a me una cosa così non l'ha mai fatta nessuno, ma voglio dire, riveduto e corretto con tutto... Certo. Però l'educazione sentimentale non c'è. Basta poco poi. Ma come mai? Sono piccole cose che fanno la felicità. Secondo te perché? Perché... Allora, credo che sia uno specchio dei tempi dovuto proprio al mordi e fuggi generale. Alla velocità. Alla velocità. Anche di tutto ciò che... È tutto veloce. Però deve essere sempre una cosa caratteriale. Anche il video è velocissimo. Anche lui vive in questa società, anche tu vivi in questa società, però ho capito che più lui che ama fare questo... No? A te piace, dice, stai là, dici vabbè, mi prendo questo regalo. No, ma pure Paolo scrive sempre, pure lui. Però mi magari scrive, tu sei stato quello che ha dato il là. Io avevo questa propensione all'inizio, però insomma devo dire che pure Paolo si dà tante... Mi volevi raccontare però un aneddoto? Sì, questo aneddoto, sì, perché questa sera è anche un po' una sera di aneddoti. Certo. E me ne hai fatto venire in mente uno molto carino. La notte si chiacchiera bene, quando uno comincia a parlare, mi dispiace non abbiamo un po' di vino qui, non possiamo, però magari... Allora parla, a proposito del fatto che da sempre ci chiedono, ma siete fratelli? Veramente... È un continuo, poi appunto Pietro De Silva non siamo fratelli. Fa sempre queste cose perché voi, eccetera. Beh, a Paolo piace molto viaggiare e tutte le volte che ci capita lo facciamo volentieri. Quella volta la scelta cadde sul aiutami.
Eravamo nel in famoso Portogallo. santuario portoghese. Portogallo. In Portogallo io avevo un desiderio forte, quello di andare a Fatima, perché da bambino rimasi folgorato da quel film con l'apparizione, eccetera. E quindi ho detto, vai, andiamo a Fatima. Al di là del fatto che si tratta di un santuario, però io immaginavo di trovare un posto fatato, di una Fatima. Invece, devo dire la verità, è una specie di spianata bianca, di asfalto. tutto bianco. Poi vicino c'è Fataca. E ho detto, è stata fortunata ad apparire a Fatima, perché la Madonna di Fataca non si può sentire, invece la Madonna di Fatima è bellissima, è Fataca. Fataca. Però insomma andiamo in questo santuario e alla fine diciamo vabbè, portiamo a casa qualche cosa, un ed rosario, entriamo in questo supermarket di prodotti la religiosi. vuoi raccontare pure te? No, Allora. ci alterniamo. Ci alterniamo. Ci alterniamo. Allora, entriamo in un supermarket di prodotti religiosi. Io compro un Cristo, una Madonna, un San Giuseppe. Compro un Cristo e una Madonna. Sì, li metto perché era proprio, c'era proprio il c'era. carrello, no? C'era questo Il carrello, io metto un discount, pochettino San tre Giuseppe, Madonne, San Gennaro. Madonnine, sì, la Fatima, eccetera. Io ho detto questa per la mamma, questa, e le compriamo. I souvenir. Dopodiché si avvicinano a noi due. Andiamo in cassa. Andiamo alla cassa. Andiamo in cassa. Andiamo alla cassa e c'era una bella suorona. Noi sempre con l'inglese, invece lei scopriamo che questa parlava benissimo italiano al punto che io ancora oggi credo fosse realmente italiana. E ci comincia a fare un sacco di domande. Ma voi siete fratelli? Così, con questa faccia. Sì. Ripetilo lì nella camera, com'è? Ma voi siete fratelli? E allora... Com'era suora vestita come? Era da suora. No, nel senso che hanno varie divise. No, era una suora di queste qui semplici, insomma, sì, grigia, vestita di grigio così. I missionari, diciamo, quelli esatto. Ma era molto loquace, ci prende in simpatia e ci comincia a fare tutte queste domande. E noi no, non siamo fratelli. Ma dove siete vivete? Venuti insieme? Dico, no, sì, siamo venuti insieme, diciamo, come che ci inventiamo come ne qua? usciamo? E comincia a fare, ma da dove? Da Roma? Io Roma sì la conosco benissimo, qui, e dove? Via Nomentana. Via Nomentana, ma abitate vicino? Vicino, insomma, In quel momento si avvicina una suorina, piccolina, bassina. Voi immaginate questa cassa che era un po' in alto, con questa suorona, e questa sorina non la vedevamo, perché io stavo qua e lei non la vedeva, però era interessata, si trovava pure lei dire la sua. E alla fine esordisce dicendo: ma voi siete fratelli? Di nuovo. E io dico, mo se gli diciamo che siamo sposati, che ci abbiamo, e qui crolla tutto il santuario. Io mi giro e dico, sorella, siamo tutti fratelli. E io ho riso per un quarto d'ora perché è stato il modo più elegante per dire una battuta hai ragione. fenomenale. Avete tutti ragione. Avete tutti ragione. Siamo tutti fratelli. In e a quel punto non poteva rispondere. Però lì credo che una delle due abbia capito, perché ha visto, diciamo, dopo la battuta ci ha guardato in un modo diverso. Io ho detto, Alessandro, paghiamo e usciamo qui, perché sennò... Perché cosa poteva, secondo te, dove si poteva andare a incastrare? Probabilmente sarebbero arrivate delle saette, ma quello non lo so, pensavo. Magari invece avrebbero reagito benissimo, avrebbero detto, vabbè, che bello, insomma. Quando è nata invece la passione per la cucina? Per la cucina è nata quando avevo 17 anni, che studiavo 8-10 ore al giorno, anche 10 ore al giorno, sì. E mi stancavo alla fine per stare lì davanti a quel pianoforte. Era a parete? Era a parete, infatti io quando vado a cena, anche quando sono venuto da te, io devo scegliere il posto dove sedermi, perché devo avere tutto lo spazio aperto davanti, aperto. Sempre con le spalle diciamo al muro, e quindi non... io a capotavola e spalle al muro, vedi, top. anche tu però capotavola. Capotavola, mica male. Ho bisogno di avere tutto sotto condividiamo controllo. un po' di cose. Io pure a teatro devo stare al centro e possibilmente le prime file, se non la prima fila. Vabbè, lì perché in genere mi spostano all'estrema destra o all'estrema sinistra. Che a teatro ci sarebbe il modo per stare sopra e risolto. Esatto. Però quando vai pure al cinema, no? Che ti danno sti posti, tant'è vero che una volta siamo andati a vedere Il Codice da Vinci, ci hanno dato un posto completamente alla sinistra, ma all'estrema sinistra,
E io ho detto, questo non è il codice da Vinci, è il codice da Sguinci, perché lo vedevo praticamente così. A me piace andare da sola al cinema. Sì? Perché? No, io non ce l'ho questa Perché cosa. quando vado con persone che chiacchierano oppure aprono la borsa Dà e prendono il fastidio anche a cellulare, ecco, se succede quello io sono capace veramente di tutto. Sì, Lì quei divento cellulari proprio, accesi, esce tutta la veramente. maiazza che è in me Che bello. e non capisco più Ma insomma, niente. comunque mi stancavo a studiare, a fare queste cose e chiedevo a mia madre se mi faceva preparare la pizza. Pensa un po', mamma Preparavo mi fai la preparare pizza. la pizza, figlio mio, no, oggi non lo puoi preparare Oggi la no. pizza. No, perché lei non Oggi mi no. faceva non mi faceva entrare in cucina, non voleva che io perché diceva che io sporcavo. In realtà non è così, per cui io ho cominciato così. Poi mi piaceva l'aspetto pittoresco dei piatti e così ho cominciato ad appassionarmi. Io dovrei avere l'unico contributo dalla regia, perché notte non voglio disturbare le persone che sono a casa, però vi voglio far vedere questo piccolo contributo, così diamo... Perché due spaghetti aglio e olio a quest'ora si stanno sono sempre tutti. comodi, soprattutto dopo Assolutamente. teatro. Anzi, mo Poi ci vi devo facciamo. chiedere una cosa del dopo teatro che sto chiedendo un po' a tutti gli ospiti. bene. Andiamo col contributo. Beh, tra l'urlo mio e l'urlo tuo, le persone le abbiamo svegliate, vabbè, ma è Sì. giusto. Devo Questo è dire il tuo che- canale YouTube? Sì, e devo dire veramente Olga Svidunovic è stata la creatrice di questo questa siparietto, di questa sigla meravigliosa. È bellissima. molto bello La perché c'è ringrazio tutto, molto. c'è il pianoforte, c'è la cucina, Sì, sì. la Sono pizza proprio che i ci piatti, dai. piatti che escono dal pianoforte. Certo, anche quella a forma di cuore, che il Sì. cuore non deve mancare mai, Sì, il sì, sentimento. era per un San Valentino, lo feci quella torta. Ovviamente. Sì. Ma quanto sei fortunato. Me lo dicono tutti. Sai Gio, spesso io sono circondato da persone anche nell'ambito teatrale e mi dicono ma tu sei fortunato perché avere qualcuno che ti scrive le musiche, È quello che dicevo prima, alla fine sì. però I soldi hanno sempre, ci mancherebbe, dobbiamo vivere, però avere una persona già su cui puoi contare, perché anche se tu chiami una persona, è un musicista, professionista e dici devo fare questo spettacolo, Esatto. mi serve questa musica, ho questo budget per dire, Esatto. però un conto è averla a casa, a disposizione, mi cambia questa nota, ma qui secondo me deve andare così, no? Ma secondo me qui, no? sì. Quindi registicamente cresce insieme Sì, sì. e Beh, ne sì. Comunichiamo beneficia. tante volte, no? Io dal mio studio, dalla camera, e lui dal suo, col telefono, perché Ci siamo un chiamiamo. po' distanti. E dico, allora questo testo lo vuoi così, come facciamo? E lui dice... Dove la mettiamo questa musica, in Ne quale beneficia momento? anche chi lavora Esatto. con voi Questo poi. succede. Però poi in mezzo a tutto questo c'è allora il lavoro e poi dopo c'è il piacere. Quindi si finisce di lavorare insieme e poi Alessandro ti prepara quelle cose meravigliose. Allora tu sei fortunato, io dico sì. Beh, ma pure io però, stessa certo, cosa. certo. È assolutamente reciproca la Certo, cosa. io però perché mi metto un po' più da questo lato qua. No, vorrei prendere... Paolo c'ha tanti pregi, tante cose che fa. Lui per esempio... Dimmene due. Beh, ad esempio lui è... Beh, abbiamo già detto che è il comunicatore, lui comunica e tante volte, per esempio, invitiamo a cena qualcuno, io non mi devo preoccupare di intrattenere gli ospiti, perché Paolo è un intrattenitore fantastico. Cioè diciamo che qua se serve un passaggio lui è quello che si mette col dito così Assolutamente. e poi Sì, chiama sì. i Certo, 250 dopo- che Sì, sono Sì. dietro. Poi è una persona coraggiosa, lui in tutte le situazioni, anche le più terribili, lui è sempre il primo a scommettere, sì, diciamo. Ad andare. sì, ad attivarsi, no? Per esempio durante la pandemia lui era quello che andava a fare la spesa, che usciva,
che faceva tutto. Io sono stato a casa 2 mesi esatti Ma senza perché mai avevi uscire. paura oppure perché non lo faceva lui, diciamo? Perché lo faceva lui. Anche perché aveva paura. Ma sì, beh, ero Sì, molto attento, sì. E poi un'altra cosa bellissima, Paolo è un grande guidatore. Lui, tu no. io guido molto bene, però con Paolo si fanno i viaggi e con lui facciamo viaggi anche decisi lì per lì, anche in modo assolutamente impensabile, ma tipo, per dirne una su tante... Guardavamo Basilicata Ecco. Coast to Coast, il film. Ah, quella, vabbè, sì. E pomeriggio di domenica, bello il Con film. Rocco Papaleo? Con Rocco Sì. Papaleo, Allora film voglio dire che straordinario. l'8 agosto Rocco Papaleo è a Salotto Tevere. Ecco, Ah, che che bello. bello. vedi? Così. Abbiamo... Insomma, guardiamo questo film bellissimo, straordinario. Mentre guardiamo il film, la bellezza di Matera, meravigliosa. Bellissimo. Alessandro, ma tu sei mai stato a No. Matera? No. Erano le Nemmeno 2 e io. mezza. Erano Di 2 e un mezza del sabato pomeriggio. No, di una domenica, anonimo. tra l'altro. No, perché ci siamo fermati fino alla domenica. No, io ci siamo hai fermati il preso- lunedì, ah, ok, quindi ok. ancora più audace. Sì, sì. Ok, partiamo, andiamo. Lui dove? A Matera. Ma quando? Adesso. Ma guarda che se tu me lo dici, io vengo, gli faccio. E dai, erano le 2 e mezza, stavamo, come si dice a Roma, stravaccati sul letto. In un attimo siamo andati a Matera. La sera eravamo a così. cena a Matera. Che bello. E Bello. poi, come succede spesso anche nel nostro ambiente, quella cosa improvvisata ci ha dato l'opportunità di conoscere delle persone straordinarie che abbiamo conosciuto quella sera, Esatto. dove siamo andati a dormire, dove abbiamo fatto degli spettacoli, dove siamo diventati amici per la pelle, quella sera casualmente. Tra l'altro lei organizza concerti, quindi ho fatto pure un concerto a Matera grazie a quella A quell'incontro casuale. improvvisata. A quella partenza improvvisata. Antonella, va detto, Antonella Sì. Ambrosecchi. Sì. Che salutiamola poi a Antonella, quest'ora, meravigliosa. ci fa piacere. Antonella, ti bacio pure io, insomma, vedi tu che devi fare. Io cucino benissimo pure io, Lei pure cucina benissimo. Ah, sì? Bravissima Una Antonella, gara- sì. Una gara. A Un ragù. proposito di cucina, ho chiesto anche agli altri ospiti, ma come mai secondo voi, noi siamo a Roma, la capitale, il dopo teatro non esiste? Non esiste più. Come mai? A parte quelle 2 o 3 cose che nemmeno mi va di... Il dopoteatro non esiste solo a Roma, non esiste un po' ovunque, specialmente Roma, quando stai però in voglio tournée. dire, Roma è una delle città che ha più teatri in assoluto. Sì. Anche per la vastità, per quanto è grande, Certo, insomma, la vastità. perché la prima città è Napoli, lo Sì. sapete, no? Napoli. Sì. Il teatro più antico è il San Allora, Carlo. Il San Carlo. Esatto. Non esiste per gli attori o non esiste proprio per il pubblico che dopo No, essere stati a teatro va a allora, mangiare fuori? Per tutti e due, perché comunque alla fine è un pubblico diverso. Diciamo che chi va a teatro dovrebbe avere quel soldo in più per permettersi anche quei ristoranti un po' più importanti, chiamiamoli così, importanti di costo, non importanti di cibo. E magari per gli attori avere... chiamiamola più una trattoria, no? Dove poter mangiare come si mangia a casa, Che perché bello. l'attore no? È La bella sempre, trattoria. è sempre fuori e quindi Certo. non può mangiare sofisticato tutte le sere, deve poter mangiare una pasta e patata, una pasta e Sì, fagioli. ma anche qualcosa di più uno semplice, una bella spaghetto- bistecca. In gergo teatrale una cosa noi, semplice. sai come lo chiamiamo, no? No. Cerchiamo sempre, ormai è questo sto termine che potrebbe anche sembrare offensivo, ma invece è un termine un po' molto affettuoso. Perché cerchiamo sempre lo zozzone o la zozzona del posto, cioè dove si mangia bene, è quello che dicevo io, si una cucina... spende poco, però poi non devi entrare in cucina, non ti devi fare troppe domande, perché è È come un po' una cucina di casa, la cucina di casa non è mai pulita. Una volta sono stata, più volte sono stata a pranzo da una persona, ci invitavano a pranzo per delle cose, e io trovo questa cucina sempre molto pulita, con le pentole pulite. Io mi spavento quando Siccome io sono una che cucina molto e io so che quando cucini alzo il coperchio il sugo fa fum, no? E sporca tutto e dappertutto e ti sporchi pure tu. Quando è tutto troppo pulito, 2 sole cose: o qualcuno te l'ha portato e tu l'hai rovesciato dal recipiente dentro la pentola, un ci sta. catering. o quella cucina è morta. Oppure non c'è vita lì Oppure dentro. ce l'hai congelato, lo butti là dentro. Oppure non c'è vita lì dentro. Ma sicuramente lì non c'è vita, perché una cucina così, pulita così, con una... Oppure, che ne so, la pentola piena, ma non è sporca fuori. Non è umanamente impossibile, cioè non è possibile. Perché non invitiamo i nostri spettatori gentilissimi a sporcare un po' le proprie cucine, in questo momento farsi una bella aglio e olio a quest'ora? Ma sai che fame stiamo facendo Mamma vedere? mia. Invitateci. Secondo te perché noi che cuciniamo non c'è questa cultura del dopoteatro culinario? Si è persa in realtà. Probabilmente si è persa e forse, come hai detto tu, non ci stanno
i mezzi anche economici tante volte per poter sostenere. Io e Paolo, per esempio, questa cosa si può anche dire in televisione, organizziamo da tanti anni il teatro in casa. Facciamo quindi teatro e anche cena. dopo teatro, Certo. perché io mi occupo anche di preparare la cena. Per tutti. Per cui la gente che viene a teatro, concerti o teatro, dopo partecipa anche a questa cena. Come si fa per partecipare? Cioè, se uno adesso ci sta ascoltando e dice ma io vorrei andare È a privato, casa di è privato, purtroppo non è aperto sì. al pubblico? No, non è aperto. Cioè non è aperto a un pubblico è ristretto? No, è un pubblico sempre, diciamo che amici di amici, amici di amici di amici. E se uno volesse diventare amico? Lo è già. È benvenuto. No, io uno da casa Tu dice, sei una di queste persone. Ma io quasi quasi andrei a casa di queste due. No, non può. No, anche perché però si potrebbe stendere. No. È abbastanza faticoso. È già abbastanza faticoso. Però diciamo fatto per poche persone. Poche persone in realtà è un momento in cui noi proviamo quello che poi dopo metteremo in scena. Sì. È una sorta di prova generale anche per vedere la reazione del pubblico, per parlare con gente che noi conosciamo bene, che ci può dare anche la loro impressione, la sua impressione su come è andata, su com'è quello spettacolo, com'è quella mise en espace, e qual è l'impressione che ne ha. In realtà per noi è importante. Poi a questo si unisce la grande passione di Alessandro, perché per la cucina. Si cucina e poi si mangia, si sta insieme, e lì poi nascono anche idee, relazioni, nuovi progetti. E se vai a vedere è una realtà molto diffusa in Italia, questa del teatro in casa, dei concerti in casa. Si parte dai salotti culturali. La differenza è che in genere in questi casi ognuno porta qualcosa, invece nel mio caso cucino tutto io. Una volta ho fatto uno spettacolo con due miei colleghi, si chiamava Ognuno mette quello che ha, e di fatto mettemmo all'epoca ognuno quello che aveva, perché poi è un po' la realtà teatrale, è quella, soprattutto quando ti devi un po' autogestire, diciamo così. Voi avete anche, si può dire, un gruppo di lavoro abbastanza consolidato intorno a voi, ci sono delle persone che in qualche modo... Sono delle persone con le quali noi lavoriamo bene, collaboriamo spesso, perché sono persone di cui ci fidiamo, di cui si conosce anche la qualità, che è importante, anche se poi siamo sempre aperti, ogni anno ci sono sempre delle new entry, però c'è uno zoccolo duro di persone verso le quali c'è proprio l'attinenza più che altro a creare dei progetti insieme. Ma tu vai mai nei teatri, diciamo in maniera anonima, per capire chi è l'attore, poi prenderlo? C'è un attore che mi portai dietro, che poi andai a reclutare in uno spettacolo che andò in scena prima della pandemia su Raymond Carver, e io vidi uno spettacolo dove mi parlarono della bravura di questo attore, lui completamente sconosciuto per quanto bravissimo, e aveva un timbro molto bello. Io sono andato a vedere questo spettacolo, era una matinée per le scuole. Mi sono intrufolato. Come bidello, com'è? Mi sono intrufolato e ho visto e ho apprezzato questa voce. E te lo sei portato? E me lo sono portato. Quindi, e poi siamo diventati amici. Quindi in realtà sì, io lo faccio. Facciamo qualche nome per la gioia anche di questi attori che ci vogliono bene. Collaborate. Una su tutto Carmen Di Marzo. Carmen Di Marzo. Saluto, ma anche Sina Sebastiani. Sina Sebastiani, Elvira Maria Iannuzzi, Gaspare Di Stefano. Gaspare Di Stefano, ma poi ce ne sono altri, c'è Riccardo Barbera, recentemente anche Toni Fornari, Michele Enrico Montesano, ci sono persone a cui siamo molto legati. Anche un po' con i teatri, in qualche modo, anche con i responsabili dei teatri si crea questa bella unione, questa magia, anche questa comunione di intenti, per cui sì, spesso quando abbiamo un progetto, diciamo, possiamo andarlo a proporre a questa persona, perché è una persona, conosciamo la struttura, conosciamo la capacità di apprezzare magari un progetto nuovo, un'idea nuova. Sì. È estate. Sì. Il teatro di solito d'estate, a meno che non sia in un'arena, va un po', diciamo, in vacanza, chiamiamolo così. Tu sei in vacanza in questo momento? Io sto scrivendo 2 spettacoli nuovi. Quindi in vacanza non si va Ancora mai. No. Però hai delle presentazioni Sì, ho delle presentazioni perché da poco è uscito il mio libro.
perché io mi occupo anche di narrativa, come abbiamo detto, è un libro a cui tengo tantissimo, si intitola La verità arriva all'improvviso, edito da Tempesta Editore, e sono 10 racconti di donne romane, sono 10 storie scritte in prima persona femminile ambientate nella periferia romana degli anni 70-80 dove ho vissuto. Molte di queste storie le ho portate a teatro, proprio appunto con Sina Sebastiani, Tullia Daniele, Carmen Di Marzo stessa, e altre invece sono nuove, le ho scritte. Cioè, questa raccolta sono 10 storie, sono 10 colpi al cuore. Quindi sì, adesso avrò una presentazione al Parco Nemorenzi a Roma per un parco di libri il 14 di luglio e poi ne avrò un'altra da te, a Salotto Tevere, lungo a Salotto il Tevere Roma, Tevere, il 28 dalle luglio. 19:30 alle 21:30 c'è la tua presentazione. Che è una presentazione assolutamente, sì, ma fuori dai generi, perché ci saranno anche delle canzoni cantate dal vivo, perché l'attrice è un'attrice che ha portato in scena i miei spettacoli. Quindi. Alessandro, invece tu, oltre chiaramente a seguire quello che fa lui, che tu lo sai sempre all'ultimo momento, hai detto di queste cose qua se ne occupa lui, i tuoi progetti estivi, oltre penso una vacanzina? Tanta musica, devo comporre musica per uno dei lavori di Carmen, l'Eclissi, e poi Il Fustigato di, ricordami il nome Paolo. Uno che è stato fustigato. Sì, no, è un bellissimo lavoro, Rossana De Dola. Il Fustigato è ambientato in Sardegna, ci sta che... sì, e sarà un radiodramma per il quale sto scrivendo le musiche. Io per i nomi sono un disastro, e poi tanta musica. Per i nomi sei un disastro e non ti devi nemmeno ricordare Panotteri. No. Che pensa che è tuo, perché altrimenti pensa per quelli che se lo devono ricordare. Ma lui poi lo sbagliano sempre il suo. È una cosa, un classico. Invece a me mi scambiano sempre per il portiere di Via Poma. Normalmente era sei parente. Sei parente, era tuo padre, tuo zio. Dico no, quel signore. Tu non te ne sei accorto, ma lui la musica la sta sentendo, perché lo vedo con l'occhietto, mi dice c'è la musica. Che dobbiamo la terminare. Musica dice che l'ora è volata, è passata. Noi salutiamo gli amici che sono a casa, io ringrazio voi, grazie per la fiducia, grazie per essere stati con me e grazie per aver raccontato degli aneddoti che sicuramente in qualche modo, come dire, abbiamo soddisfatto anche qualche curiosità. Un po' di curiosità. Casalinga, grazie a alla te. Prossima. Grazie. Noi ci vediamo domani, sempre alle 23:30, sempre su Cusano Italia TV, 264 del digitale terrestre. A domani, buonanotte. 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 Vita piena di niente, credo che ho fuso anche